Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Buongiorno a tutti. Siamo felici di essere qui questa mattina con i presenti qui alla tenda TV, con gli ospiti in differita per la conferenza stampa dell'avvio il prossimo 29, 28 e 29 maggio della 55esima edizione al Teatro da Ponte del concorso corale Città di Vittorio Veneto. È un appuntamento importante per la città di Vittorio Veneto perché la caratterizza fortemente da quello che è l'idea di un percorso continuato tanti anni fa e che continua con l'impegno dell'amministrazione che vuole mantenere questo legame con la coralità di tutta Italia. I luoghi all'interno dei quali si svolgerà questa edizione importante, perché è un compleanno fondamentale, in 55 anni, saranno il Teatro da Ponte, la Pieve di Sant'Andrea e il Duomo di Serravalle. Inoltre, per celebrare degnamente questa ricorrenza, abbiamo degli eventi collaterali importanti, significativi, che sono un concerto del coro giovanile italiano sabato sera, 28 maggio, poi avremo la Bassano Blue Spiritual Band che offrirà un concerto mentre la giuria sarà ritirata per deliberare il vincitore del Gran Premio Efrem Casagrande, domenica pomeriggio 29 maggio. Inoltre mi fa piacere dirvi che è stato creato il nuovo sito nel quale potrete trovare tutte le notizie riferibili al concorso corale di Vittorio Veneto, www.coralevittorioveneto.it. Dicevo, un momento significativo, una data importante, i 55 anni, e per ricordare degnamente questa data, questa volta per la prima volta avremo alcuni cori ospiti che incontreranno gli studenti. Per tutta questa operazione e organizzazione ringraziamo il coordinatore artistico, il maestro Carlo Berlese, l'ufficio cultura e gli altri uffici comunali che collaborano alla buona riuscita della manifestazione. Nomino la commissione artistica, Carlo Berlese, Stefano Daros, Alessandro Kirchner, Benedetta Nofri e Giorgio Susanna, che ringraziamo vivamente, e la commissione giudicatrice composta da Dario Tabbia, il presidente, Camilla Di Lorenzo, Andrea Figallo, Francesco Grigolo e Stefania Piccardi. Anche a loro un ringraziamento sentito per il lavoro importante e impegnativo che saranno chiamati a svolgere. Ringraziamo inoltre la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, Feniarco, ASAC, la sezione Coro ANA di Vittorio Veneto, l'Ipsar Beltrame di Vittorio Veneto perché parteciperà con i suoi studenti all'accoglienza dei cori,
l'Ascom e i commercianti che proporranno in quei giorni dei menù con prezzi agevolati ai nostri cori ospiti. Naturalmente un ringraziamento di cuore va alla Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo perché sostiene questo evento con delle borse di studio e al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco per aver dato già dalla precedente edizione una marcia in più a questo concorso, garantendo la visibilità anche in diretta online e in questo modo permettendo di ampliare notevolmente il numero degli spettatori. Ma ora diamo la parola ai protagonisti di questo concorso, prima di tutto al maestro Carlo Berlese, coordinatore artistico del 55° concorso nazionale corale. Buongiorno a tutti, oggi è giornata importante perché si dà il là alla manifestazione, al 55° concorso, quindi corre l'obbligo di dare il benvenuto ai cori partecipanti. Abbiamo 10 cori che vengono da varie regioni italiane e affronteranno 12 competizioni in 4 categorie. I cori provengono da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Sicilia e le competizioni saranno sulla polifonia sacra a cappella originale d'autore, con i cori di voci bianche, il repertorio vocal pop jazz gospel e spiritual e i gruppi vocali. Siamo particolarmente contenti di partire con questa iniziativa, con questa nuova edizione del concorso, perché il nostro concorso è quello che apre la stagione dei concorsi e quindi si respira proprio un momento di grande ripresa e vogliamo che il concorso assolva anche a questo scopo, a questo obbligo di essere motore per la coralità italiana. La coralità che si ritroverà a Vittorio Veneto il 28 e il 29 maggio potrà vivere in prima persona i fermenti culturali e musicali di questa ripresa nel canto corale. Abbiamo bisogno del canto, abbiamo bisogno di cantare perché cantare ci fa bene. Questi valori sono stati espressi anche in un incontro in questi giorni al Ministero in occasione della giornata della settimana della musica a scuola, dove Feniarcop, che è partner del Ministero in questa iniziativa, ha ribadito la collaborazione del mondo della coralità con la scuola. Infatti anche alcuni dei nostri cori andranno a incontrare i ragazzi delle scuole di Vittorio Veneto, perché la coralità è uno strumento importantissimo di formazione ed educazione delle nuove generazioni e questo ci spinge sempre a sognare all'obiettivo, il grande obiettivo che ci eravamo posti già da anni di avere un coro in ogni scuola. Cantare in coro è un patrimonio per la nostra società e come tutti i patrimoni dobbiamo amministrarlo bene, tenerlo in buona salute e fare in modo che possa crescere, perché il coro ha la capacità di coinvolgersi e di orientarci verso prospettive di bellezza, di armonia e di pace. Con questi sentimenti apriamo la 55esima edizione del concorso e invitiamo tutti a venire a Vittorio Veneto per festeggiare con noi e vivere con noi queste bellissime emozioni. Grazie a Carlo Berlese e sempre vicino al concorso corale anche Feniarco che abbiamo oggi in collegamento con Ettore Galvani. A tutti, grazie per l'invito. Non posso che condividere le parole dette dal maestro Carlo Berlese e ringrazio che mi abbia fatto l'assist per l'incontro che abbiamo avuto col ministro Bianchi proprio
ieri l'altro, che è stato emozionante e formativo, devo dire la verità, e emozionante perché ci siamo trovati all'interno del Ministero dell'Istruzione, dentro il cuore dell'istruzione italiana, e abbiamo trovato un'apertura inusitata nei confronti del terzo settore e nei confronti del canto corale. Questo è importante. Noi diciamo che da sempre che il canto corale apre le menti dei ragazzi fin dalle scuole elementari e ancora prima anche nella scuola dell'infanzia. Ognuno di noi ha fatto della coralità un modus vivendi, e mi sembra che il concorso di Vittorio Veneto sia un esempio di questo modus vivendi. 55 anni di concorso, ma soprattutto 55 anni in cui un'amministrazione crede in un concorso corale, che di solito siamo un po' residuali nel mondo dello spettacolo, però teniamo conto che noi siamo un'organizzazione che eroga sul territorio migliaia di concerti gratuiti. Noi facciamo cantare le città, facciamo cantare i paesi, facciamo cantare le montagne, ed è proprio una nostra caratteristica. Noi mettiamo in essere migliaia di partiture, facciamo risuonare non solo le nostre tradizioni, ma musica anche di altissimo livello che diversamente non sarebbe mai riprodotta. Io ringrazio quindi il direttore artistico Carlo Berlese, ringrazio il Comune di Vittorio Veneto per questo continuo impegno, e soprattutto in questo momento che parliamo di ripresa, è una ripresa lenta, una ripresa faticosa. Noi vediamo che i nostri cori con tenacia ripartono, ma sempre con un po' di difficoltà. Noi siamo un po' monchi di numero di cori, monchi di numero di coristi, gli organici sono un po' ridotti, però la passione per la musica corale, l'entusiasmo che i nostri coristi, i nostri direttori di coro riescono a trasmettere ai loro coristi è sotto gli occhi di tutti. Perciò io ringrazio di nuovo il Comune, ringrazio l'organizzazione, la commissione artistica, ringrazio gli sponsor, perché certe manifestazioni non stanno in piedi da sole, perciò ringrazio come Feniarco, la Banca Prealpi e il Consorzio del Prosecco, che credono in questa iniziativa molto importante. Grazie e buon concorso a tutti. Grazie. E passiamo adesso la parola a Marco Fornasier, General Manager di Feniarco. Buongiorno a tutti, solo un breve saluto a nome del Coro Giovanile Italiano. Noi siamo molto onorati di essere stati invitati a questo importante evento. Per noi come Coro Giovanile Italiano, che per chi non lo sapesse è una sorta di nazionale giovanile della coralità che Feniarco ha messo in piedi fin dal 2003, quindi siamo prossimi ai 20 anni. È la prima volta che saremo presenti a Vittorio Veneto in questo prestigioso contesto, quindi ne siamo assolutamente onorati. Il coro è costituito da una quarantina di giovani ragazzi fino ai 28 anni, guidato da 2 giovani direttori, Davide Benetti e Petra Grassi, e proporrà un repertorio abbastanza inusuale, con delle complessità che solitamente per un coro amatoriale non sono sempre accessibili, però rapportato a un contesto dedicato ai giovani, e quindi una coralità che vuole essere innovativa, fresca e soprattutto che vuole condividere e vuole emozionare. Quindi ancora grazie e ci vedremo in concerto sabato 28 maggio. Perfetto, grazie, non vediamo l'ora di sentire questo coro giovanile. Passiamo adesso la parola ad Alessandro Raschi, presidente ASAC, anche ASAC sempre vicino e sostiene da sempre il concorso corale di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti. Certamente lo sostiene, anche perché il nostro primo presidente fondatore, Efrem Casagrandi, ne è stato uno dei promotori alla sua nascita, ed è una cosa veramente eccezionale vedere una manifestazione di così grande importanza
tenere ancora dopo 55 anni in maniera così splendida. Sicuramente si inserisce in un contesto corale importante come è quello del Veneto, ma anche di tutto il nord-est Italia, ma è sicuramente il merito di un'amministrazione comunale sempre molto sensibile e vicina, il merito di questo successo, di questo proseguimento di questa importante manifestazione, che per quanto ci riguarda rientra in un contesto di iniziative, di progettualità, per cui il concorso corale è un tassello veramente importante per la crescita dei nostri cori. Crediamo che incida fortemente per dare una possibilità non solo di confronto, di sviluppo, anche all'interno del contesto di tutte le nostre iniziative didattiche. Quindi un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e grazie ancora al Comune di Vittorio Veneto e a Feniarco e agli sponsor per il sostegno dato a questa importante manifestazione. Grazie, fa piacere sentire e cogliere come sia importante per la città di Vittorio Veneto dare continuità a questo evento anno dopo anno. E anche l'attuale amministrazione conferma l'interesse e la volontà di proseguire. A questo proposito vi porto i saluti del sindaco, il dottor Antonio Miatto, che non può essere presente qui con noi oggi. Ma tutti noi attendiamo con grande emozione ed entusiasmo questo 55esimo concorso. Credo che sarà un momento magico per la città, sia per il valore dell'evento, ma anche per le novità che all'interno di questo evento quest'anno avremo modo di vedere. D'altronde Vittorio Veneto è città della musica e come tale noi ci teniamo a mantenere in vita tutti gli eventi che la caratterizzano, a svilupparli, a promuoverli e a diffonderli sempre più. Tutto questo però non sarebbe possibile, è già stato detto, senza l'aiuto da parte di sponsor illuminati che sostengono economicamente questi eventi ai quali l'amministrazione soltanto non riuscirebbe a fare fronte. Avremo avuto oggi il piacere di ospitare qui con noi Stefano Zanette, il presidente del Consorzio di tutela e della denominazione di origine controllata del Prosecco, però per un impegno improvviso e imprevisto non può essere qui. Lo ringraziamo comunque moltissimo perché Prosecco è sempre sensibile nel momento in cui l'amministrazione chiede aiuto, soprattutto proprio per gli eventi che la legano al suo ruolo di città della musica. Abbiamo invece in collegamento Flavio Salvador, vicepresidente di Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo. Ecco, anche questa banca è sempre vicina alla nostra amministrazione, alla città di Vittorio Veneto, per tutti gli eventi culturali che riesce a sostenere nel corso degli anni, nel loro sviluppo. Flavio Salvador, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Porto i saluti del presidente Carlo Antiga di Banca Prealpi San Biagio, che da tempo oggi aveva già il giorno impegnato per impegni istituzionali. Porto i saluti anche del Consiglio di amministrazione e della direzione. Devo dire che siamo molto lieti di rinnovare il nostro sostegno al concorso nazionale corale, che quest'anno, come è stato ricordato, giunge alla sua 55esima edizione, un sodalizio per sviluppare ulteriormente una manifestazione storica nella città della musica che consente di sensibilizzare il territorio al mondo della coristica, grazie alla presenza, come ho sentito, di ospiti di eccezione. In tal senso, Banca Prealpi San Biagio svolge da tempo un ruolo di primo piano, contribuendo a valorizzare le iniziative artistico-culturali locali, in quanto pensiamo volano imprescindibile e trasversale di valori e tradizioni. Un messaggio questo che abbiamo voluto ribadire anche quest'anno, in cui abbiamo approvato un progetto di destinazione dell'utile
a favore del territorio, che per la prima volta raggiunge i 3 milioni di euro, con un occhio particolare di riguardo verso l'arte e la cultura, peraltro mai mancati nel corso degli anni. E noi per territorio non intendiamo una geografia, ma una ecologia, un sistema che vive, dato dall'interazione di persone, ambiente, valori morali e culturali, frutto di dialogo tra il capitale sociale, naturale e quello socio-economico, cioè un soggetto in costante cambiamento. Un segnale questo di responsabilità a favore di tutte le migliori istanze del territorio, dopo 2 anni difficili condizionati dalla pandemia. Ecco, un bocca al lupo a tutti, grazie per l'impegno che è stato profuso per mettere in piedi questa manifestazione e sicuramente avrà successo come ve lo meritate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti quanti, un saluto a chi è stato presente da vicino, da lontano, con l'invito a partecipare tutti e a seguire anche in diretta eventualmente il concorso nazionale corale Città di Vittorio Veneto il 28 e il 29 maggio 2022. A presto, un saluto a tutti. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio, Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore.